Amici del podismo e della corsa, ben ritrovati. Siamo a Buia, alla partenza della quinta edizione della Cormor Ultra 2011 e vi racconteremo come è andata questa edizione di questa bellissima corsa podistica di 69 km, partenza da Buia e arriva a Marano, quindi si percorrono 69 km dalle colline al mare. Siamo domenica 16 ottobre, una mattinata molto fredda, un bellissimo sole, accoglie i 62 partecipanti, quest'anno sono stati 62 gli iscritti, di cui 10 donne, e tra i partecipanti ci sono anche i vincitori della scorsa edizione, Paolo Massarenti ed Elena Sinsi. Dunque, come abbiamo detto, molto freddo, i partecipanti, adesso vedete le immagini sono relative alle operazioni che precedono la partenza, quindi distribuzione pettorali, spunta, distribuzione patti d'acqua, tutte le operazioni preliminari. Tra poco li vedrete schierati sulla linea di partenza. Ecco, adesso le ultime operazioni, vedete il clima è molto disteso, come abbiamo detto, una bella giornata. Adesso qualche immagine, poi vedremo subito, li vedremo subito schierati sulla linea di partenza. Percorreranno dunque 69 km, la prima parte, i primi 21 km percorreranno interamente l'Ipovia, che i podisti friulani ben conoscono, in quanto sono percorsi di allenamento molto frequentati. Eccoli pronti sulla linea di partenza. 15 secondi alla partenza. Ai vostri posti. Ecco, siamo all'8° chilometro, siamo sull'Ipovia, vedete davanti c'è la bicicletta che ha aperto la competizione ed è stata sempre davanti ai partecipanti. Questo è il gruppetto di testa, un gruppetto formato da Paolo Massarenti, dallo sloveno Primožić, da Furlan e da Recchi. Questo è il gruppetto di testa. Siamo sempre all'8° chilometro, vedete sta sopraggiungendo adesso la prima donna, Elena Sinsic, che è passata con 4 minuti e 40 di distacco dal gruppetto di testa. Ecco, i concorrenti che stanno passando adesso sono già distanziati di 10 minuti dal quartetto di testa che avete visto passare prima, e il che vi fa capire facilmente come abbiano imposto subito un ritmo molto veloce alla gara. Ecco, il gruppetto lo vedete già adesso che passa al 17° chilometro.
Ecco, le immagini che vedete adesso si riferiscono a circa metà gara. Siamo a Zugliano, chilometro 36, poco appena passata metà gara. La situazione qua è rimasta invariata per quanto riguarda la classifica, perché c'è sempre quel gruppetto di 4 atleti che abbiamo visto prima, e comprendono Massarenti, Furlan, Primožič e Recchi. Qua è posizionata anche la partenza della non competitiva di 36 km, c'era il ristoro grande, e gli atleti hanno potuto anche usufruire del cambio del vestiario se era necessario. Quindi a 36 km la situazione è rimasta invariata. Ecco, anche per quanto riguarda la corsa femminile, sempre che siamo qua a Zugliano, vedete sta passando la prima donna, che è sempre Elena Simšić, che ha già un discreto vantaggio sull'atleta che la segue, che è Alessia Epis. Qua siamo all'attraversamento della Napoleonica di Mortegliano. Hanno appena attraversato la Napoleonica, il chilometro siamo al 45esimo. Qua la situazione è un po' cambiata. In testa c'è una coppia adesso, Massarenti e lo sloveno Primožič, che hanno staccato gli altri due, Furlan e Recchi. Ecco, siamo al 60esimo chilometro, qua la situazione è cambiata. In testa è rimasto solo Massarenti, Paolo Massarenti. Ha già staccato lo sloveno Primožič. Eccoci sul traguardo finalmente di Marano Lagunare. Vedete l'arrivo trionfante in solitaria di Paolo Massarenti, che ha stabilito anche il nuovo record della corsa con 4 ore e 42, quindi anche un gran tempo, veramente ha fatto una grossa prestazione. Ecco il secondo, lo sloveno Primožič, staccato di 9 minuti e 18. Adesso dovremo vedere anche il terzo, che eccolo qua, Furlan 18 minuti e 01 il distacco da Paolo Massarenti, terzo, lo ricordiamo. Eccolo qua. Il quarto è Recchi, 25 minuti di distacco, quindi anche insomma i distacchi erano abbastanza discreti, direi, tra Massarenti e quelli che l'hanno seguito. E quinto un altro sloveno, Glešić, 34 e 57 il distacco. Questi sono i primi 5 uomini della Cormorutra. Ed eccoci al traguardo anche della competizione femminile, successo bissato anche per Elena Simšić, che chiude con 5 ore e 37. Ecco, vediamo anche la seconda, Alessia Epis chiude in 6 ore.
completare il podio della competizione femminile Ulian Ilaria, terza classificata con 6 ore e 49. Niente, è andato tutto bene. Il mio obiettivo quest'anno era di star sotto le 5 ore, visto che l'anno scorso l'ho mancato un po' per il maltempo, poi era stato allungato di 3 km il tracciato. Niente da dire, insomma, sono contento del risultato che ho fatto. Il sloveno mi ha dato un po' da pensare perché ha tenuto, siamo stati assieme fino al 46esimo chilometro e insomma poi gli ho detto o la va, la spacca ed insomma quando mancava 25-23 km ho provato a accelerare, a girare 4.10, 4.9, ho detto, nella speranza di tenere il ritmo, era l'unica maniera insomma per dettare legge. Volevo mettermi un po' al sicuro, insomma, la distanza per essere più tranquillo, ma insomma dai, alla fine è andato tutto bene. Il tracciato è bello come sempre, è una giornata stupenda perché quello vuol dire tanto, insomma. E devo dire sempre meglio, ormai insomma siamo quasi parenti, si può dire, no? Visto tutte le edizioni, però devo dire che è sempre meglio l'organizzazione e il tracciato insomma è stato segnato in modo massiccio, sì, con fettucce, insomma quest'anno era impossibile, ma già l'anno scorso era stato fatto un bel lavoro. Bon, niente, un ringraziamento a tutti e vedremo il prossimo anno. Ma il mio obiettivo l'ho raggiunto, di stare sotto le 5 ore, sì. Bene. Un saluto a tutti, ciao e grazie. E un ringraziamento insomma alle manifestazioni, sicuramente poi anche i cuochi e tutto quel che sta dietro. Grazie, ciao. Ciao. Beh, guarda, sono ritornata perché l'anno scorso era la prima volta che la facevo ed era quel tempo infame. Quindi quest'anno ho detto faccio un bel allenamento, la giornata era bella, ieri grazie a Ivan sono riuscita a iscrivermi all'ultimo momento. Essendo reduce dai mondiali della 100, quindi oggi me la sono presa con calma, sono partita in gruppo divertendomi, fermandomi ai ristori, parlando, ho sbagliato strada, ho fatto 1 chilometro in più e dopo verso il 17esimo, e quindi per riprendere la prima donna, perché io ero avanti, ci ho messo quasi 9 chilometri, poi dal 26esimo in poi ho fatto la mia gara. Giravo bene, improvvisamente verso il 52esimo mi sono venuti i crampi e quindi lì ho dovuto tirarmi i remi in barca e camminare e tirare un po' le gambe, ma comunque è stata una bella gara, la temperatura era ideale ed è stato un grande divertimento, ecco. La testata però non Grazie. il chilometraggio ufficiale. Grazie, sai. Allora, presento diciamo, le persone che sono in rappresentanza del comune, il sindaco. Buongiorno a tutti. Bene, tutto mi scuso per questo inconveniente nella parcata, non posso di capire come mai è successo questo inconveniente, però voi vedo che avete fisici, sta abituato a questo tipo di sport, a questo tipo di disagio. Io porto tutto il saluto qui, tutta l'amministrazione comunale, per questa quinta edizione della Formula Ultra. Devo dire che parlando con gli organizzatori, anche quest'anno è stato un successo clamoroso, perché ha dovuto limitare il numero dei partecipanti perché sennò andavamo a prendere in giro per il posto tutta la notte, e quindi chi è arrivato qua penso sia già un gran successo essere arrivato, dopo 68 km di fatica. Vi vedo tutti belli tranquilli, quindi mi auguro, penso che siate sempre molto ben allenati per questo tipo di iniziativa. So che ci sono anche signori di 70 passati che hanno partecipato e sono arrivati qui a Marano in questa sala, quindi complimenti a tutti e vedremo
prossimo anno spero per la sesta edizione, la prossima la facciamo partire ancora più lontano, non mettiamo limiti alla provvidenza. Grazie a tutti. Il rappresentante del comune di Milano, c'è anche l'assessore allo sport, e abbiamo anche un rappresentante della nostra casa madre, si dice così per dire, e lui e Gianni Leone. Quindi due parole andiamo avanti con la premiazione. Io penso che sia stata una bellissima giornata per tutti, sia dal punto di vista atmosferico, tutti si ricorderanno, quelli che hanno partecipato alla corsa dell'anno scorso, mai tanto freddo, mai tanto vento e mai tanto, cioè di tutto di più di peggio. È andata molto bene comunque, però insomma le condizioni erano diverse. Quest'anno per fortuna abbiamo avuto una giornata splendida, per cui io penso che i partecipanti abbiano potuto godere della campagna, dell'ambiente, anche oltre a correre, diciamo così, di questo splendido sole. Noi facciamo questo sforzo notevole perché gestire 69 km e attrezzarli e dare sicurezza alle persone che partecipano alla corsa non è una cosa tanto semplice. Scusate il primo magari. Non è una cosa tanto semplice, le responsabilità sono tanti, un po' abbiamo l'aiuto specialmente del comune di Marano, poi ci sono vari dei comuni che ci danno anche una mano, il comune di Buia, il comune di Udine, però insomma l'impegno è notevole e il fatto che comunque questa corsa sia sempre più apprezzata dai corridori ci dà una grossa soddisfazione, ci dà un carico anche per continuare un sforzo notevole perché abbiamo 50-60 persone sul percorso e abbiamo tutti i incroci controllati, una decina anche di storie, insomma non è una cosa molto semplice, più questo ritrovo finale. Comunque insomma l'importante è che la gente risponda e sia contenta, insomma noi cercheremo di continuare. Dopo questa premessa arriviamo al dunque, era per aspettare le ragazze. Arriviamo al dunque. Allora, il primo arrivato, come l'anno scorso, però con tempo molto minore, è Masarenti Paolo, della San Giacomo. Masarenti che ha fatto tutte le 5 edizioni il nostro Paolo. Complimenti Paolo. Grazie. Il gesto. Allora, dopo comunque un grande applauso perché è un'ottima persona e un grandissimo atleta. Complimenti Paolo. E il secondo arrivato, Primozic Lojzen, della Slovenia, scusami ma complimenti veramente. Classificato Furlan Alberto della nuova Atletica Treviso. Complimenti. Quarto classificato
classificato Glesic Mitja della Elektro Primorska di Slovenia. Ormai, come vedete, questa gara sta diventando una gara internazionale. Oltre in Slovenia abbiamo 6 americani, per cui insomma ormai abbiamo fatto anche questo passo. Oltre ad essere una gara nazionale, una gara internazionale. Con la presenza di ottimi atleti, visto che 2 sono premiati. Complimenti a tutti, adesso ritirate il testo. Paolo deve dire 2 parole, grazie. 2, 3, 4. No, volevo solo ringraziare l'organizzazione perché ogni volta, adesso questa è la quinta competizione che faccio, ma ogni volta si respira sempre una bella atmosfera e questo fa sì che insomma vengo volentieri a questa manifestazione. Grazie a tutti. Alla premiazione femminile. Cominciamo con la vincitrice, anche questa dell'anno scorso, che ormai è un'affezionata anche lei alla nostra corsa. Simsi Elena del GM Gorizia, in 5 ore e 37, un bellissimo tempo, brava, complimenti. La seconda classificata è Epis Alessia dell'Alto Friuli di 6 ore e 31 secondi, quindi 6 ore, quindi veramente ottima prestazione. Non c'è? Peccato. Comunque dopo, casomai dopo, quando arriva la finiamo con la premiazione delle categorie. Terza classificata, Ulian Ilaria, della Mercuris, 6 ore e 49, complimenti. Daria, qua,